In corsia 1 parte Alice Groppo, Zeus Lab Montebelluna. In corsia 2 Elisa Bernardi, Idros. Corsia 3 per Nord-Est H2O, medagliata di bronzo ai Criteria nei 4 stile, Elena Pravato. In corsia 5 Martina Menotti, Visauro. Corsia 6 Elena Buttignol, notto di nuoto 74. Lane 7 Christine Mikkelsen. Corsia 8 Martina Buttazzoni, Arca Team. E in corsia 4 per il Circolo Canottieri Aniene, in carriera 12 titoli italiani assoluti individuali, primatista assoluta in corta e lunga di questa gara dei 200 d'orso, medaglia di bronzo agli ultimi campionati del mondo di vasca corta nella staffetta 4x100 mista e soprattutto campionessa europea di vasca lunga, Margherita Panziera. E allora partita questa finale assoluta femminile, di lei abbiamo parlato in questa mattina, nata e cresciuta proprio qui in questa vasca di Montebelluna, poi da qualche stagione all'Acquaniene, in quel di Roma, per la primatista italiana assoluta in vasca lunga e in vasca corta, record ottenuto lo scorso 30 novembre per vincere il titolo a Riccione, 2-1 e 56 il suo primato personale. Questa mattina nelle batterie ha nuotato 2-8 e 0-3 ottenendo il primato della manifestazione, ma andrà certamente a migliorarsi in questo pomeriggio. 30 e 08 è stato il suo passaggio ai 50 metri, vediamo quello a metà gara per Marghe Panziera, 1-1 e 84. Alle sue spalle Martina Menotti 1,4 e 42 ed Elena Pravato 1,06 e 68 ad occupare la terza posizione. Davvero crescita esponenziale nell'ultima stagione, dal mese di giugno in poi, miglioramento notevole ai Giochi del Mediterraneo prima, poi al Sette Colli di Roma, dove ha ottenuto il record italiano di lunga, migliorato poi in occasione della finale a Glasgow al Tollcross Sport Center, in occasione dei campionati europei di vasca lunga. Insomma, ha contribuito anche alle staffette della nazionale assoluta, bronzo ai mondiali di corta e ancora bronzo sempre a Glasgow nella 4x100 mista, 2 uomini, 2 donne. Va a trionfare qui nella vasca di Montebelluna, il suo record 2,8 e 0,3 nelle batterie, chiude in 2,05 e 39, 2,5 e 39, quindi si è confermato nuovo primato della manifestazione. Martina Menotti seconda con 2,14 e 35, terza Elena Pravato 2,17 e 05, quindi vittoria con primato 2,5 e 39 Margherita Panziera.